Si ritorna a parlare di emergenza idrica in città dopo le manifestazioni organizzate dal cartello sociale e da altri movimenti civici, visto che la situazione è ancora emergenziale, specialmente in diversi quartieri della città in periferia, dove per carenza di acqua i turni di distribuzione vengono allungati e le ore sempre più ridotte. Sembra che per le istituzioni il problema sia stato risolto, anche con qualche pioggia sporadica che sta arrivando, ma che non è sufficiente a riempire i bacini idrici di montagna come le dighe e i vari invasi. In merito alla mancanza di acqua ci sarà un'assemblea dibattito sulla crisi idrica rivolto alle istituzioni agrigentine interessate, che arriva da parte di diverse associazioni che, riunite in un apposito coordinamento, organizzano un'assemblea pubblica con un dibattito previsto per il giorno 26 ottobre sabato dalle 9:30 in poi presso lo spazio Chemenos ad Agrigento sul tema della crisi idrica, con particolare riferimento alla nostra provincia, e prevede interventi che consentono di affrontare dibattiti differenti posizioni, i seguenti argomenti: le risposte delle istituzioni alle istanze dei cittadini sul tema della crisi idrica, il ruolo di AICA e di ATI nella gestione del servizio idrico integrato in provincia, gli impegni della Regione Sicilia su dighe, invasi, reti e il ruolo di Siciliacque, l'equità tra le utenze, tra i cittadini, tra i diversi comuni nell'accesso alla risorsa idrica, le prospettive del servizio idrico in provincia, i mancati investimenti, i finanziamenti disponibili e quelli non spesi, le priorità gestionali, il ruolo di indirizzo dei comuni e dei sindaci, i servizi sostitutivi e le utenze sensibili, il rispetto dell'ambiente, il risparmio della risorsa, la lotta a sprechi, abusi e anomalia, la tutela degli utenti, consumatori e l'ipotesi di una class action. In relazione all'importanza e all'attualità degli argomenti trattati, l'invito alla città ad aderire alla partecipazione attiva al dibattito è stato formulato nei confronti anche dei vertici di ATI e di AICA e dei rappresentanti istituzionali, dei sindaci, dei parlamentari nazionali e regionali. L'invito è rivolto ai tecnici, ai rappresentanti di sindacati, associazioni, comitati civici e partiti politici. Le associazioni che hanno organizzato l'evento, in testa il comitato organizzatore Vogliamo l'acqua, a seguire le varie associazioni: a testa alta Agrigento in Comune Punte a Capo, Centro Studi Alcide De Gaspari, Circolo Rabat, Legambiente Agrigento, Codacons, Comitato Cantavenera, Fontanella Insieme, Comitato Titano, Eticos, Consumer, Mani Libere e Mare Amico Agrigento.